L'elicottero delle forze dell'ordine monitorava a Venezia la terraferma già molte ore prima dell'alba di stamani a caccia della cosiddetta cellula criminale veneziana composta da due mestierini, un pugliese residente in centro storico, facente capo al clan mafioso foggiano del boss Marco Raduano, che a febbraio 2023 lo aveva aiutato ad evadere dal carcere di massima sicurezza, favorendone la latitanza fino all'arresto avvenuto lo scorso febbraio. Abbiamo svolto 6 perquisizioni e poi ci sono stati 3 arresti. Siamo riusciti a ricostruire attraverso vari dettagli, appunto come stavo dicendo, con un'indagine altamente specializzata e tecnica, a mettere in collegamento questi soggetti con il latitante, con l'evaso e il latitante Marco Raduano. I 3 stanati arrestati si trovano ora in carcere a Venezia, fanno parte delle 14 persone tratte in arresto tra Puglia, Sardegna e Veneto. Le 3 persone tratte in arresto qui a Venezia, nei confronti di questi 3 soggetti sono stati raccolti degli indizi di colpevolezza, limitatamente però al loro ruolo sull'agevolazione della fuga e della latitanza. Trattandosi di un boss della mafia garganica, è stata contestata anche l'aggravante del 416 bis numero 1, e cioè l'agevolazione mafiosa. La raffica di arresti nel corso della maxi operazione diretta dalla DDA di Cagliari e Bari e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che ha portato alla luce anche un vasto traffico di droga con il sequestro complessivo di oltre 12 kg di sostanza stupefacente. Dalla Spagna arrivava in Italia con i pacchi postali. Una parte di questa veniva smerciata pure a Mestre, nell'area di Via Piave, così da un altro filone investigativo, quello dei carabinieri, indagini ancora in corso.